Ben ritrovati dalla redazione. Corteo degli indipendentisti ieri pomeriggio a Trieste in centro città, circa 300 i manifestanti presenti. Corteo per un territorio libero, neutrale e smilitarizzato. Questo lo slogan dell'iniziativa. Il corteo al grido di Trieste libera è partito da Largo Riborgo, ha percorso via San Spiridione, poi è imboccato via Filzi, via Ghega, Piazza Libertà, Corso Cavour, Piazza Tomaseo, Piazza della Borsa e via Roma per approdare in Piazza del Ponte Rosso. Il traffico è stato bloccato al passaggio dei manifestanti. Sul posto numerosi operatori della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Si è infortunato nel corso di un'attività di montaggio di un'impalcatura nel cantiere dove era stato destinato dall'impresa per chi lavora, cadendo da un'altezza di 4 metri. Ha riportato lesioni agli arti inferiori ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale San Polo. Il lavoratore ultra cinquantenne di origini rumene, dipendente di una ditta edile residente a Monfalcone, sta affrontando un'esperienza penosa e difficile, non solo in termini di recupero del suo stato di salute, per il quale peraltro al momento non risulta ancora chiara la prospettiva di una ritrovata piena funzionalità delle gambe, ma anche per la possibilità di vedersi riconosciuti i propri diritti. Il datore di lavoro infatti non ha ancora proceduto alla denuncia dell'infortunio. Scatta una stagione di presidi e scioperi nelle strutture di assistenza privata. Si parte oggi con i dipendenti inquadrati UNEBA, si prosegue lunedì 23 con quelli della AIO, un totale di 5.000 persone con contratto scaduto da anni e paghe più basse rispetto ai colleghi del pubblico. È arrivato sabato l'annuncio di FP, CGL, CISL, FP, CISL, FISAS, CAST, WIL, FPL e Wiltrux del Friuli Venezia Giulia di adesione alla giornata nazionale di astensione del lavoro per il rinnovo contrattuale UNEBA, rappresentanza di enti non lucrativi di ispirazione cristiana, 3.000 lavoratori coinvolti con contestuale presidio regionale oggi sotto la prefettura di Pordenone in Piazza del Popolo. C'è il progetto esecutivo per l'efficientamento energetico del Salone degli Incanti all'interno dell'ex pescheria Trieste, efficientamento che venne presentato lo scorso maggio, ma c'è un'altra interessante novità portata dall'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, quando il 13 ottobre sarà chiusa la mostra di Bastiao Salgado sull'Amazzonia. Il comune consegnerà di fatto le chiavi alla regione, con cui lo stesso Rossi ha definito un accordo affinché la pescheria rientri come sito espositivo nel contesto di Gorizia, capitale della cultura, per cui nel 2025 la grande struttura accompagnerà il capoluogo isontino in questa fantastica galoppata negli spazi continentali. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo variabile, dal pomeriggio nuvoloso coperto con la possibilità di deboli piogge, specie verso sera, temperatura ancora verso i 5 gradi sotto la norma del periodo, temperature minime in pianura fra 7 e 10, sulla costa fra 12 e 15, le massime fra 18 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.